credo che si debba dire che il Papa è sempre il Papa, nonostante ci sia una maggiore consuetudine sia nel visitare il Papa a Roma. La diocesi di Treviso, tra l'altro, ha avuto per diversi anni il Papa ospite a Lorenzano, in una casa della diocesi, quindi c'è, voglio dire, una certa, non proprio familiarità, ma consuetudine. Tuttavia è sempre momento, quello dell'incontro con il Papa, in cui si può davvero ravvivare la propria consapevolezza di essere Chiesa e quindi, se vogliamo ancora più in profondità, ravvivare la consapevolezza che è la fede il cuore della nostra identità. Nel metodo di oggi c'è bisogno perché è vero che se noi ci voltiamo indietro ritroviamo una tradizione di fede, di tradizioni religiose molto robusta, molto forte. È anche vero che siamo attraversati in questo momento da forme di indifferenza, da fatiche nel poter trasmettere per esempio la fede da una generazione all'altra, ciò che non avviene più con direi con la naturalezza con cui avveniva nel passato, ed è proprio questo che ci spinge a comprendere meglio che cosa significa essere credenti e che cosa significa essere credenti oggi in questo contesto abbastanza particolare, che certo come tanti altri, ma che sta subendo delle trasformazioni molto rapide. Io credo che possa risvegliare questa sensibilità religiosa che c'è nel fondo del cuore delle genti venete grazie appunto a queste radici profondamente cristiane che noi ritroviamo nella nostra gente. E certo dipende anche dalla maniera in cui noi questo evento riusciremo a viverlo o aiuteremo a viverlo, facendo sì che non sia solo un fatto esteriore, ma che vada appunto al cuore di che cosa significa da parte del successore di Pietro svolgere questa sua funzione che Cristo gli ha affidato di confermare i fratelli della fede e dall'altra di sentirci membri di una Chiesa universale e che tuttavia ha bisogno di prendere corpo, di farsi vita vissuta nella località, quindi nella nostra Chiesa particolare, nelle nostre Chiese particolari del Triveneto.